Vinitaly, ma qui è anche un vinolio. Siamo nel padiglione del Sol ed è un bellissimo connubio tra il mondo del vino e il mondo dell'olio. Tu sei il poeta dell'olio, te lo ricordi no, che ti ho nominato poeta dell'olio? Mi hai fatto una poesia, non ricordi qualcosa di fantastico sull'olio. Parliamo però dell'olio vero. Sì, perché... Allora, parliamo di numeri, prendiamo sui numeri. Perché la cosa bella è non solo raccontarlo, perché la gente deve sapere, ma anche deve sapere che in Italia si producono veramente degli oli di eccellenza e abbiamo più di 300 varietà autoctone del territorio. È l'unico paese al mondo nel quale ha questa biodiversità anche in termini di varietà, e questo penso che sia un valore inestimabile per noi produttori di olio, perché ogni sottocampanile abbiamo un profumo, un aroma che si contraddistingue. Quindi se tu vieni nel nostro Veneto vedrai che le 7 vallate che ricoprono il Veneto Valpolicella senti 7 profumi e aromi diversi, e questo penso che sia il valore inestimabile che Redoro trae da questi produttori, perché noi ne abbiamo più di 1000-1200 produttori. E in più questo prodotto è anche, non è chiaramente un farmaco, ma fa molto bene. Quindi i produttori sono delle farmacie alla fine. Assolutamente sì, l'olio è un medicinale. Dobbiamo abituarci ad utilizzare un cucchiaio a digiuno al mattino. Questo è un toccasano per la nostra salute, per il nostro benessere e la nostra famiglia. Questo dobbiamo mettercelo in mente, perché non è più un condimento, ma è un alimento. Questo è il vero valore che abbiamo, perché noi siamo agricoltori che fa cibo di altissima qualità, e veramente questa è l'essenza. L'olio è un prodotto che se ne mette poche gocce, ma bisogna che lo mettiamo buono e originale. Però il problema è quello di come riconoscere un olio extravergine buono, perché non ci sono dei metodi particolari, per cui forse affidarsi ad un marchio, forse questa è la logica. Innanzitutto il marchio è una delle cose fondamentali, perché noi produttori ci mettiamo la faccia, e il marchio Redoro nasce dalla corte Regina, il nonno Isidoro, e quindi sono i nostri antenati. Regina Isidoro è nato Redoro, ma al di là del marchio bisogna guardare l'etichetta, quindi il 100% italiano è identificazione che il prodotto è fatto in Italia da olive italiane lavorate nei nostri frantoi. Poi la cosa bella è che c'è scritto estratto a freddo. Estratto a freddo cosa vuol dire? O molito a freddo o spremuto a freddo. Sono tutti metodi di lavorazione che identificano un processo artigianale del prodotto. Se io lavoro a freddo vuol dire che sono io il primo a tenerci a preservare le qualità organolettiche e nutrizionali del prodotto. Difficilmente troverete un olio dalla Tunisia e dal Marocco lavorato a freddo, perché non gliene può interessare di preservare i profumi, perché i profumi non ne hanno, raccolgono da terra. Quindi la vera essenza dell'Italia è che si raccoglie un prodotto esclusivo dalla pianta, lavorato in giornata, i produttori ci mettono la faccia e ci mettono la passione, il prodotto è fresco di giornata. Queste sono piccole eccellenze, tengono divise le varietà, non hanno 3 varietà per tutta una nazione, noi ne abbiamo ben 300, questo è il vero valore inestimabile che l'Italia gode. E penso anche poi a tutte le denominazioni, quindi questo è 100% italiano, ma poi abbiamo, ecco qua, vado un attimo fuori campo, ma abbiamo il Veneto Valpolicella DOP. Questo marchio è un marchio della Comunità Europea che ci permette noi produttori di identificare che questo è un prodotto a denominazione d'origine protetto, certificato da un ente terzo, che non siamo noi che diciamo che è buono, ma lo dice un organo sopra le parti, lo certifica e dice ok, tu puoi imbottigliare X bottiglie con questo bollino. Questo penso che sia il vero valore aggiunto, questo per il Veneto e questo per il Garda. Quindi quando diciamo Garda DOP lo dice l'etichetta, quindi dobbiamo imparare a leggere, e se non c'è scritto vuol dire che non lo è. Non si può dire una cosa per un'altra. Quindi Garda DOP è un olio del territorio sul lago di Garda. Veneto Valpolicella è un olio delle zone delle colline veronesi. E poi se Valpolicella della zona di Verona, Colli Ugani Iberici del Grappa, e per arrivare fino a Treviso. Quindi ok Redoro, ma tutti gli altri produttori della zona che tu rappresenti, anche perché tu sei rappresentante per Coldiretti. Anche sì, forse non a caso hanno voluto la mia rappresentanza in questo mondo agricolo, perché da sempre abbiamo fatto un prodotto originale, e come voi sapete Coldiretti è la sua
fiore all'occhiello, l'etichettatura, l'origine del prodotto, l'originalità, il presidio sul territorio. Un appello ai tuoi colleghi. Assolutamente sì, certifichiamo il prodotto, cerchiamo di renderlo trasparente il più possibile, mettiamoci la faccia, iscriviamoci magari anche al mondo Coldiretti, che non guasta, perché con più siamo, più aumentiamo questa grande famiglia che è il valore aggiunto dell'agricoltura del futuro.